Noi chiediamo che venga ripensata questa scelta senza polemica, ma che venga ripristinata probabilmente la viabilità a due corsie sulla parte diciamo a destra andando verso il centro del cavalcavia Borgomagno, che potrebbe ed è fattibile anche per una spesa relativamente poco importante per un quartiere importante come l'Arcella, e che possa ripristinare una situazione accettabile per tutti i residenti. Ecco la proposta che arriva da Francesco Peghin: aprire a doppio senso il cavalcavia Borgomagno per permettere nuovamente di raggiungere via Aspetti da viale Codalunga. Ormai non c'è più tempo. Sento all'Arcella una protesta montare in maniera molto, molto forte, quindi penso che questo non vada nemmeno in linea con quello che l'amministrazione sta cercando di fare in altre zone dell'Arcella, quindi è una scelta incoerente anche per quello che stanno cercando di fare. La consulta non è stata informata di questa scelta, dice l'opposizione, limitando quindi il dialogo con i cittadini. Come cittadini che dobbiamo fare da trade union con l'amministrazione comunale, il fatto di non essere stati contattati sia veramente grave perché vanifica tutto l'impegno che ci stiamo mettendo. Noi siamo cittadini nominati, non pagati, e dobbiamo chiaramente farci carico delle problematiche dei cittadini e portarle in comune, ma se la consulta non ne sa nulla, noi come facciamo a portare le problematiche?